Ciao da Nicoletta, oggi ti parlo dall'ufficio di Lugano e ti vorrei leggere una storia che in apparenza è un po' zigovolata, un po' complicata. Si intitola La piccola anima e il sole ed è stata scritta da Neale Donald Walsch, uno scrittore che ha scritto un bellissimo libro che è Conversazioni con Dio. Da qualche parte c'è, però non te lo sto a cercare ora. C'era una volta, in un luogo fuori del tempo, una piccola anima che disse a Dio: "Ciao Dio, ma io chi sono?" E Dio rispose: "Ah, è meravigliosa la tua domanda, dimmi chi sei." "Sono la luce." Il volto di Dio si illuminò di un grande sorriso. "È proprio vero, tu sei la luce." La piccola anima si sentì tanto felice perché aveva finalmente scoperto quello che tutti i suoi simili nel regno avrebbero dovuto immaginare. "Oh", mormorò, "è davvero fantastico." Ben presto però sapere chi era non era più sufficiente. Sentiva crescere dentro di sé un'agitazione perché voleva non solo sapere ciò che era, ma essere ciò che era. Tornò quindi da Dio e dopo aver esordito con un "Ciao Dio", domandò: "Dio, e adesso che so chi sono, va bene se lo sono?" E lui rispose: "Intendi dire che vuoi essere chi sei già?" "Beh", rispose l'anima, "una cosa è saperlo, ma quanto a esserlo veramente... Insomma, io voglio sapere cosa si sente essere la luce." "Ma tu sei la luce", rispose Dio. "Sì", piagnucolò l'anima, "ma io voglio scoprire cosa si prova a essere luce." Già", ammise il creatore, nascondendo a malapena una risatina, "avrei dovuto immaginarmelo. Hai sempre un grande spirito d'avventura." Poi cambiò espressione ed esordì: Però, c'è un piccolo problemino." "E di che si tratta?" chiese incuriosita l'anima. "Ebbene", rispose Dio, "non c'è altro che luce. Vedi, ho creato solo ciò che sei. Come posso suggerirti come fare sentire chi sei? Perché non c'è niente che tu non sia." "Cosa?" È la stessa reazione che avrei avuto tu e ho avuto anch'io quando ho letto queste parole. "Cosa?" balbettò la piccola anima, che a quel punto faceva fatica a seguirlo. "Mettiamola in questo modo." "Te lo spiego in questo modo", rispose Dio. "Tu sei come una candela nel sole. Certo, esisti indubbiamente in mezzo a milioni di altre candele e tutte insieme lo rendono ciò che è. E il sole non sarebbe il sole senza di te. Senza una delle sue fiammelle rimarrebbe una semplice stella, perché non sarebbe altrettanto splendente. E dunque la domanda è questa: come fare a riconoscersi nella luce quando se ne è circondati?" "Ehi", protestò la piccola anima, "il creatore sei tu, escogita una soluzione." Lui sorrise di nuovo. "L'ho già trovata", affermò. "Dal momento che non riesci a vederti come luce, quando sei dentro la luce, verrai sommerso dalle tenebre." "E cosa sarebbero queste tenebre?" "Sono ciò che non sei", fu la risposta del creatore. "Mi faranno paura?" "Solo se sceglierai di lasciarti intimorire", lo tranquillizzò Dio. "In effetti non esiste nulla di cui avere paura, a meno che non sia tu a decidere in modo diverso. Vedi, siamo noi a inventarci tutto, a lavorare di fantasia." "Ah, vabbè, se è così." E la piccola anima fece un sospiro di sollievo. Poi Dio proseguì spiegando che si arriva alla percezione delle cose quando ci appare il loro esatto opposto. "E questa è una benedizione", affermò, "perché se così non fosse, tu non riusciresti a distinguerle. Non capiresti cos'è il caldo se non ci fosse il freddo, né cos'è su se non ci fosse il giù." "Davvero?", esclamò la piccola anima, saltellando, danzando, ridendo di gioia. "Posso essere speciale quando lo voglio e come voglio?" "Certo, e puoi iniziare anche ora", rispose il creatore, che a sua volta danzava, saltellava e rideva. "In che modo ti va di esserlo?" "Come in che modo? Non capisco." "Beh", suggerì Dio, "essere la luce non ha altri significati, ma essere speciali può essere interpretato in vari modi. Lo si è quando si è teneri, quando si è gentili, quando si è creativi, quando si fa un gesto d'amore. Si è speciali quando si dimostra pazienti. Ti vengono in mente altri esempi? Quando è che sei speciale?" La piccola anima rimase seduta qualche istante a riflettere
Ne ho trovate un sacco! Rendersi utile, condividere le esperienze, comportarsi da buoni amici, essere premurosi nei confronti del prossimo, sono dei modi per essere speciali. Sì, ammise Dio, e tu puoi sceglierli tutti. Non c'è un o, c'è un e. Puoi scegliere tutti questi o trovare qualsiasi altro modo per essere speciale. Ecco cosa significa essere la luce. Oh, so cosa voglio essere, io so cosa voglio essere, annunciò la piccola anima, sprizzando di felicità da tutti i pori. Ho deciso che sceglierò quella parte che viene chiamata essere disposti al perdono. Perdono. È una parola composta, rifletti, perdono. Dono qualcosa. Non è forse speciale essere in grado di perdonare? Oh, certo, assicurò Dio. È molto speciale. Ah, va bene, allora è proprio ciò che voglio essere. Voglio saper perdonare. Voglio fare esperienza nella vita e nel mondo in questo modo. C'è una cosa però che dovresti sapere. Oh, che cosa? Disse la piccola anima un po' spazientita. C'è sempre qualche complicazione? Che c'è ancora? Non c'è nessuno da perdonare, rispose Dio. Come nessuno? Nessuno, rispetté il creatore. Tutto ciò che ho creato è perfetto. Non esiste un'anima che sia meno perfetta di te. Guardati attorno. Solo allora la piccola anima si rese conto che c'era un sacco di anime attorno a lei. Dalle varie parti del regno tanti simili si erano radunati e tutti stavano ascoltando quello che diceva Dio. Osservare le innumerevoli anime radunate lì era una cosa strana, una sensazione strana. Nessuna appariva meno meravigliosa, meno magnifica o meno perfetta. Questo era il prodigio, tutti erano perfetti. Chi dunque dovrebbe essere perdonato? Tornò alla carica Dio. Oh, accidenti, rispose l'anima, mi sa proprio che non mi divertirò. Mi sarebbe piaciuto essere colui che perdona, ma non c'è nessuno da perdonare. La piccola anima capì in quel momento che cosa si prova a essere tristi. Ma un'anima amica si fece avanti tra la folla e disse: non te la prendere, ti aiuterò. Dici davvero? Ma cos'è che mi può fare per aiutarmi? Posso offrirti qualcuno da perdonare. Davvero? E come? Certo, posso venire nella tua prossima vita e fare qualcosa che ti consentirà di dimostrare la tua indulgenza. Ma perché? Chiese la piccola anima. Perché farai questo? Perché sei un essere di suprema perfezione. Puoi vibrare ad una velocità così grande da creare una luce tanto splendente da impedirmi qualsiasi azione negativa. Però posso scendere nella terra perché ti voglio bene e fare qualcosa che ti permetta di perdonarmi. Piccola anima, forse non ti ricordi? Per tante vite abbiamo vissuto insieme, entrambi siamo stati tutto, siamo stati su, giù, la a destra, la a sinistra, il qui, il là, l'adesso, il poi, maschio, femmina, bene e male, siamo stati la vittima, l'oppressore, ci siamo incontrati spesso io e te, anima mia, e ognuno ha offerto all'altro l'esatta e perfetta opportunità di esprimersi e di fare esperienza di ciò che siamo in realtà. E quindi io verrò nella tua prossima vita e sarò il cattivo, commetterò nei tuoi confronti qualcosa di terribile, allora riuscirai a provare come ci si sente nei panni di colui che perdona. Cosa farai? Domandò la piccola anima a disagio, un po' impaurita, da risultare tanto tremenda. Oh, rispose l'anima amica ridazzando e strizzandole l'occhiolino, ci faremo venire qualche bella idea. Poi aggiunse a voce bassa: ah, tu hai ragione a riguardo di una cosa. Dovrò diminuire le mie vibrazioni e aumentare a dismisura il mio peso per commettere una cosa brutta, però per te lo posso fare. Posso chiederti però un cambio, un favore? Oh, certo, qualsiasi cosa, gridò la piccola anima. Cosa posso fare per te? Sei un angelo, sei così cara che mi aiuti. È naturale che sia un angelo, l'interruppe Dio. Ognuno di voi lo è e rammentatelo sempre. Io ho mandato solo angeli. A quel punto la piccola anima sentì forte il desiderio di esaudire la richiesta e disse: cosa posso fare per te? Quando ti colpirò e ti maltratterò, nell'attimo in cui commetterò la cosa peggiore che tu possa immaginare, in quello stesso istante dovrai rammentare chi sono in realtà.
concluse l'anima amica. Oh, lo farò, rispose la piccola anima, lo prometto. Ricorderò sempre che sei qui e che sei luce e ti ricorderò come sei in questo momento. Bene, commentò l'anima amica, perché vedi, dopo che avrò finito con tanta fatica avrò dimenticato chi sono e se non mi ricorderai per come sono, potrei non ricordarmelo anch'io per tanto tempo e se mi scordo chi sono, anche tu potresti dimenticarti chi sei. No, 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 questo non accadrà, rispose la piccola anima. Io ti ricorderò e ringrazierò per avermi fatto questo dono, l'opportunità di provare chi sono. E quindi l'accordo fu fatto. La piccola anima andò verso una nuova vita, felice di essere la luce e raggiante per la parte che aveva conquistato, la capacità di perdonare. Attese con ansia ogni momento in cui avrebbe potuto fare questa esperienza per ringraziare l'anima che con il suo amore l'aveva resa possibile. E in tutti gli istanti di quella nuova vita, ogni qualvolta compariva una nuova anima a portare tristezza, ricordava quello che aveva detto Dio. Rammentalo sempre, io vi ho mandato solo angeli. È un po' zigovolata questa storia, ti cerco di riassumere il senso, almeno quello che io ho colto. Il senso è questo, che siamo tutti luce, non c'è un giusto, non c'è uno sbagliato, non c'è un più, non c'è un meno. Solo che a volte nel tornare qui nella terra cosa accade? Che dimentichiamo la luce che siamo e dimentichiamo la luce che contraddistingue le altre anime e probabilmente dimentichiamo che la lezione che stiamo imparando, a volte dura, a volte faticosa, è una lezione che abbiamo scelto di apprendere, è una lezione che abbiamo scelto di vivere per evolvere. E qual è la tua lezione? In questa vita sto imparando un termine, accogliere. E tu quale termine hai scelto prima quando eri lassù di apprendere grazie all'aiuto di anime amiche qua giù? A presto, ciao, da Lugano è tutto, alla prossima, ciao ciao!